Charlie Chaplin raccontò al pubblico una storiella fantastica e tutti cominciarono a ridere. Poi ripeté nuovamente la stessa storiella e solo pochi risero. La ripeté di nuovo per la terza volta e nessuno rise. Allora disse queste parole stupende: se non potete continuare a ridere per la stessa battuta, allora perché continuate a piangere per lo stesso problema? Allora godetevi ogni momento della vita, la vita è bella. Oggi è il 125° compleanno di Charlie Chaplin. Un buongiorno per accogliere le sue 3 toccanti affermazioni. La prima: niente è permanente in questo mondo, nemmeno i dispiaceri. Mi piace camminare sotto la pioggia perché nessuno può vedere le mie lacrime. La giornata più sprecata della nostra vita è quella in cui non abbiamo riso. Continua a sorridere e se vuoi passa questo messaggio a quelli che vuoi veder sorridere. Buongiorno. Buongiorno Charlotte. Iniziare così è qualcosa di non eccezionale. Lei sorte televisione. Anche se oggi siamo in ritardissimo. Non diciamo i motivi. Il motivo che mi hanno spostato la sveglia, non l'ho capito perché. Non l'ho capito perché credete. Non ha dormito a solo, ci cerca spostare la sveglia. Io ieri mi è successo qualche casino, me l'hanno fatto. Vabbè, pazienza, ma fratello, qualche cosa mi sei in mano in cellulare? Sì. Ciao, allora, ragazzi. good morning. Martedì. E se si fa questo buongiorno è grazie al mio grande amico The Gate. Scarpetta. È vero. Dobbiamo fare questi opuschi, queste scarpette, ragazzi. Bellissimo. Abbiamo cominciato l'alternanza ieri, ragazzi. O scientifico, vai. Scientifico. È vero, credetemi, è accaduto. Buongiorno Anna. Cipro. Buongiorno Vicky. Ciao, buongiorno Con la Vicky. dannata voglia Buongiorno, ieri di fare un tuffo giù. un Un tratto, qualcuno alle mie spalle. fosse Fosse un un angelo. angelo Sai come si vestito chiama da quell'aggeggio che sta passante. Come si Mi chiama? porto via dicendomi calcio struzzo. Ah, una pompa. così. E ti getta il... Meraviglioso. Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Francesco La Notte, buongiorno. Ciao, bacicci. Persino il tuo dolore potrà guarire poi. La sera Leoni. Ha ragione. Ragazzi, è ufficiale, io la buonanotte non la faccio più. E che se ne dici, zio? Io non la faccio più la Tu buonanotte. ti alzi e sì, È ufficiale. Buonanotte, io non la faccio più. A che ora stasera? Ti lascia te ormai. Ma davvero? Tutte le cose che facevo prima. Un buongiorno a tutti quanti voi di Barletta Vest. Tua sorella, ciao Marisa Derisanti, ciao Anna Gambarruta, ciao a tutti che ci scrivete. Barlette per... guarda i colori di oggi, zio. Ci fa vedere i colori, vai a vedere i colori di Di là o di là? Andiamo di qua. Sta la barca. Dai. Madonna che bello. In mezzo al mare. Sì, vai. Ragazzi, a me l'entrata e l'uscita Delle dei barche. natanti ne zoppo, mi ha sempre entusiasmato. stupendo comunque, ragazzi. Quanta gente stava? Perché non mi faceva che solo uno. Si alzano più tardi e tu va a fare che? Ma mezz'ora per me se Tu potevi picchia. mettere aspettare. O se picchia mezz'ora per me sa dai, No, che tanto vedi quel bastardo che ha buttato la spazzatura qua. Che te l'ha scelto. Però zio, è un po' di tempo che stai dicendo sempre parolacce a chi veramente merita la parolaccia. Sì, non ti risparmi più. Ciao, risparmiere. Fai boom! Veramente, chi se ne sarà impazzito. Torna a te! Ci può circe? Mamma, inventato il mare! Ma di una voce, sta con i doli, facciamo. E i 2 minuti di serietà, qual è? Con calma, non è che si pensi è meraviglioso. Bene di una donna che
che ama solo te, meraviglioso. Giuseppe Corsini, ciao Lello. Giuseppe Corsini, giusto in un festo tu. Io ho ragione, dai Giuseppe. Però dai. Che colori, che colori. Ah, vediamo i colori e ce ne sono 3, Ah, Sì, tu. sì. Comunque The Gate, vogliamo The Gate. Salutiamo i nostri amici e il mio amico sponsor, il nostro Pronto Pizza by Bettola di Luigi e Loredana. Buon lavoro e buon tutto. Ciao ragazzi, Pronto Pizza. Pronto Pizza, la Bettola, voglio. La Bettola è un nome bellissimo, sai? Ma è storica. Ma fai la barchetta, zio? Che d'altro ci La vuole? barchetta chiano. Quell'altro ci vuole e la facciamo, non è un problema. Viene da una donna che ama ragazzi, solo ma te. ciao, buongiorno. Ciao zio. Cioè, ma vedete tanto stiamo in mezzo alla natura. In mezzo alla natura. Vedi la barca di là, si lontano, Vedi. Come camminate, Madonna, ma c'è bello, C'è bello, no. Esagerato. Ragazzi, scusate, chiudi perché non ci meritiamo questa cosa. Veramente hai ragione, su questo hai ragione. Non ci meritiamo, siamo è ora. Ma Cioè, sembrano le Cayman, ragazzi, le Cayman. Ecco, davanti a questo sole dedichiamo 2 minuti di silenzio, sì, di serietà. Di serietà. Signori, quelli che stanno a Corso Vittorio Emanuele, che per 5 anni non hanno fatto un cazzo di niente, adesso improvvisamente per non vedere tutto scienziati. Si sono fatti tutta la trasfusione di scienza. Sono d'accordo. Faremo. Ma soprattutto ci avete fede, ragazzi, ci avete fede. E infatti noi di Barlette a Est, perché già ci hanno venuto a tuzzilare, ma appena passare. Allora noi purtroppo siamo un partito apolitico. Ognuno c'ha il suo amico personale. Però secondo me dobbiamo fare delle interviste. È quello, bravissimo. Bravissimo. Noi li chiameremo a tutti, faremo la par condicio a tutti e vediamo che cosa c'hai in programma. No, prima lo chiama che devi, che dici scusa, tu c'hai la fetta. Noi facciamo l'elenco e diciamo numero 1, come ti chiami? Tizio e Caio. Bene, cosa hai fatto in 5 anni? E lui dirà, stava male la tua mammina, tornavamo economica, è uscita a fare cazzo. Diranno una serie di giustificazioni. Condividete una serie di giustificazioni, diranno, poi dirà uno peccato, ma la prossima volta faremo qui dell'altro cataldo. Ci va candidato da Toronzo, noi ci vogliamo candidare, però non riusciamo a fare la fotografia, perché lei la fotografia non sta troppo grosso. No, non è per quello, è che la fotografia tu te la metti a 3/4, vabbè. Allora, promesso, se in mezzo ai nostri amici c'è un fotografo che riesce a mettere l'Elli dalla fotografia, giocando da. Va benissimo. Facciamo questo scoop. Va benissimo. Se mi sacchio, va a posto. No, devo dare una pulitina. Lelo, se ne è sciolto. Mariano, meno male che c'è Mariano. Meno male che Mariano c'è. E io, ragazzi, voglio ringraziare questi due baldi giovanotti. Il signor Franco Di Micoli e il signor Mariano mi hanno aspettato fino alle 7:20. Vabbè, ma è capitato, giuro su Dio, veramente. No, giuro in diretta, giuro su mia figlia. E che è successo? Che la sveglia è suonata alle 7:14, non lo so perché. Qualcuno ha toccato la sveglia di Lello? C'è miso la sveglia di Lello? Sì, non lo so. Ciao Andrea Pasquale. Sì, ciao Pasquale. Ciao Luigi, buongiorno. Va bene, dai ragazzi. 16 gennaio. Però pur di mantenere i nostri impegni, il buongiorno lo facciamo lo stesso. E voglio ringraziare ancora il grande Franco, che il telefono oggi è suo. Una bomba. Come io ho bisogno di un telefono, chi mi vuole regalare un telefono per Barlette a Vesta? Per Barlette a Vesta.
che è qui telefonamma ormai. È uscito o paradiso. Ecco. Sta sciurra da prima così, no. Si racconta che Re Ruggero, primo re normanno vero, dava sfogo al deretano nel castello capuano. Scorreggiava tutte le ore. Scorreggiava tutte le ore. Il successore, Poesia veramente. E faceva Castil Sant'Elmo. Federico II di Svevia al suo peto diede gloria. Tratto bene la materia con la legge cacatoria. La scorreggia se burgoppa. Ragazzi, non vogliamo finire con una sciura di merda. Cangiava come un Angry Show. Vi auguriamo un buon martedì. 16 gennaio. Auguri a chi festeggia qualsiasi. Marcello, mi sembra. Ah, non lo so. Se San Marcello, auguri a Marcello. E auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, di vero cuore da tutti gli amici di Barletta Vest. Da Barletta Vest, Lelo Russe E va Frank the Gate. Ciao. Barlet. Ave. Ciao a tutti ragazzi, grazie a tutti. Vai.